Eccoci qua cari telespettatori, allora l'intervista adesso è con il dottor Saverio Paletta, giornalista, direttore responsabile dell'Indigesto, grazie di essere collegato qui con noi direttamente da Cosenza, se non erro. Diciamo sì, adesso sono sulla costa, vicino al mare, però è Cosenza come provincia. Calabria. Esattamente. Allora, lo interpelliamo perché ci possa brevemente, in sintesi, spiegare qual è il fenomeno che si sta radicalizzando nel nostro nord-est. Alla luce dei fatti di cronaca, l'Ndrangheta a Verona riproduce il modello Calabria. In che termini e come? Quanto c'è da temere di questa organizzazione malavitosa che è arrivata da tempo da noi, si è ben sistemata, ma adesso non ci sono più solo semplici filamenti che arrivano, è proprio radicata nel nostro territorio, tant'è vero che la Commissione Antimafia se ne sta occupando. Cosa dice, dottore? Lei se ne è occupato, tra l'altro, che ho premesso, lei ha seguito questo fenomeno dal vivo, direttamente dalla terra madre, no? Sì. In Calabria non si può fare il giornalista senza occuparsi di mafia, non ci sono storie, ma è una nazione, se vogliamo, tipica di tutto il sud. Il problema poi è come ci se ne occupa, però è quasi un obbligo da noi perché fa parte della realtà da raccontare quotidianamente. Allora, a leggere un po' i lanci dei colleghi veneti, ma anche della stampa nazionale, riguardo a Castelli Scaligeri, l'operazione a cui facciamo riferimento, siamo andati un bel po' avanti, cioè c'è da temere molto di più rispetto a quanto si potesse ipotizzare. E agli atti degli inquirenti e agli atti degli studiosi del fenomeno che esiste una mafia imprenditrice, riguarda tutte e tre le grosse mafie italiane, con le loro varianti territoriali e strutturali, quindi camorra, mafia e 'ndrangheta. Poi sull'origine della parola 'ndrangheta chiederò di un minutino per raccontarla, perché è un'invenzione giornalistica in realtà. Il nome 'ndrangheta proprio non esiste nemmeno nel dialetto calabrese, è un'invenzione giornalistica che sarebbe simpatico raccontare. Tornando a bomba, noi ipotizzavamo, come addetti ai lavori e non, o semplici curiosi e quindi appassionati, che da voi, nel profondo nord, avesse iniziato a prendere piede soprattutto la mafia cosiddetta imprenditrice, non la mafia che controlla il territorio, lo rapina, a volte come un parassita, nel caso della mafia siciliana, a volte come un fungo, cioè come un saprofita, che è il caso dell''ndrangheta calabrese, che dissangue e distrugge il territorio. Perché se uno va a Napoli o va a Palermo si rende conto che l'azione criminale non ha distrutto le realtà, anzi ne fa sopravvivere quelle parti, quindi il turismo, quindi il commercio, quindi un certo tipo di industria o di terziario, che servono ad alimentare il sistema. Da noi in Calabria invece no, c'è proprio un tentativo di distruzione totale. Quindi è diversa dalle altre, è una mafia diversa dalle altre. Sì e no. Ha lo stesso schema, quindi si parlava senz'altro delle carte che ho potuto vedere di struttura gerarchica. Questo è un dato comune a tutti i tipi di criminalità mafiosa. Però l''ndrangheta ha qualcosa di più, l'elemento del sangue, e cioè l'andrina è un nucleo familiare, quella che viene chiamata andrina comunemente, cioè il rapporto parentale, diretto o indiretto, con chi appartiene alla struttura è quasi obbligatoria. È quasi obbligatoria. Quando si ammazzano tra di loro, gli 'ndranghetisti si ammazzano tra parenti. Quando entrano in guerre tra gruppi, lasciano scie di sangue spaventose, scie di odio e di rancori, perché si ammazzano tra gruppi di persone, si fanno la guerra tra gruppi di persone che sono imparentate in un modo o nell'altro. Quindi non ci sono elementi esterni che vengono conglobati, quello che spiega anche la difficoltà a comprendere questo fenomeno in un territorio diverso. La figlia di un capo 'ndranghetista o la figlia di un uomo d'onore entra nell''ndrangheta, come no? Però ci deve essere sempre questo rapporto di tipo biologico-parentale. Uno, se volesse fare una battuta,
per invitare a capire come funziona la mafia, prendetevi un vecchio manuale di istituzioni nel diritto romano, se ancora nelle facoltà di giurisprudenza se ne usano, e studiasse proprio il meccanismo della famiglia romana o del sistema clan. In fondo le mafie vi propongono questo meccanismo di tipo comunitario, che è anche quello più del genere, in una chiave postmoderna ormai. Certo. La pericolosità dove sta? La particolare La pericolosità? pericolosità non è tanto l'aspetto sanguinario o l'aspetto violento o le pressioni sull'economia e sui cittadini comuni. L'aspetto pericoloso, secondo me, perché ci sono poi, apro e chiudo la parentesi, delle forme di criminalità organizzata che non per questo sono mafiose e che voi avete conosciuto benissimo nelle vostre zone in passato. No? Il mito di Vallanzasca non ce lo stiamo inventando ora. Quella però era criminalità comune o anche criminalità organizzata perché funzionava sulla base di strutture, quindi dal Veneto, dalla Lombardia fino ad arrivare a Roma, alla banda della Magliana, dove invece avevano inventato una struttura tipo holding, quindi la gerarchia c'è sempre, c'è chi comanda e chi obbedisce. La pericolosità reale è che la mafia ha una vocazione di tipo politico, cioè aggiunge tutto questo un controllo del territorio. Lo ha ribadito da ultimo un autore che stimo tantissimo, è lo studioso dei servizi segreti, Aldo Giannulli, che però, come parecchi non calabresi o non meridionali, anche se lui lo è di origine perché è pugliese, riesce, anche se bene io a Milano da anni, riesce a cogliere benissimo le dati. C'è là il controllo di tipo politico fatto in concorrenza con i poteri legittimi che distingue una mafia da una semplice organizzazione di tipo gangsteristico. Là i rapporti di comando e obbedienza, spero di esprimermi in maniera chiara, ecco, se ci sono dubbi quindi interrompetemi perché prima di me o di voi vengono i telespettatori, quindi fanno concorrenza allo Stato. Attenzione, il pizzo, che è un qualcosa che ovviamente chiunque veda fiction è un termine col quale familiarizza, no? Il pizzo non è un fattore economico per l'andrangheta, come non lo è per qualsiasi mafia, è un fattore politico, è una riscossione fiscale che viene fatta in concorrenza con quelli dei poteri legittimi, lo Stato o il comune sul territorio. Il tentativo di entrare in contatto con le autorità amministrative, in questa operazione escono fuori 3 nomi che non facciamo ma ci sono nelle carte, no? Quello è un modo tipico delle endrine, in questo caso, di atteggiarsi. Infine, l'ulteriore elemento di pericolosità è che c'è il collegamento tra la figura chiave di questa inchiesta, di cui non faremo il nome, però è un nome che invece dobbiamo fare, quello degli Arena di Isola Caporizzuto, nei pressi di Crotone, che è una famiglia ovviamente di tipo ndranghetistico che è andata agli onori della cronaca. Non siamo negli unici e negli ultimi che faremo questo nome e lo facciamo per dovere di cronaca. C'è quindi da un lato un legame con una tradizione molto forte che funziona e riproduce le stesse dinamiche praticamente da sempre. Basta sfogliare l'archivio di qualsiasi giornale calabrese e non solo per rendersi conto. Dall'altro lato ci sono i rapporti di tipo politico e infine vi sono dei tentativi di inquinare l'economia andati a segno, non si sa fino a che punto, però vi sono e mi sembrano abbastanza avanzati, che sono tipici dell'agire mafioso. Quindi un condizionamento molto forte fatto in antagonismo col potere politico. Ecco, lei che è un conoscitore, ha studiato questo fenomeno da molto tempo, vedendone i vari risvolti, ravvede che siamo arrivati a un punto di non ritorno, secondo lei, con le dovute distanze dalla situazione, perché lei è in Calabria, non è qui in Veneto, ma in base agli elementi che ha potuto analizzare, oppure tutto sommato se ne può liberare un qualche cosa legato al momento, a un post-crisi, a una nuova crisi, cioè varie situazioni economiche si sono venute a configurare. Proprio alla luce di quello che dice lei, i legami di parentela, questo senso anche della famiglia, tra virgolette, insomma. Faccio una battuta. Consideriamo che il procuratore Gratteri divenne famoso a livello internazionale per aver scritto un libro con un bravissimo studioso di mafie
che è Antonio Caso, anche lui calabrese, fratelli di sangue. Ecco, il concetto chiaro è questo qui. È proprio il libro. Questo libro fu pubblicato da un editore calabrese e poi fu ripreso da Mondadori e divenne un bestseller, perché era il primo libro, il primo studio, il primo saggio che con pregi e difetti parlasse organicamente del fenomeno mafioso calabrese. Allora, l'Italia, grazie alle magistrature e alle forze dell'ordine inquirenti meridionali, ha sviluppato un fortissimo know-how che quindi è replicabile in tutte le zone del territorio nazionale. Il che cosa vuol dire? Che siamo relativamente al sicuro perché i fenomeni emergono. In più, alcuni dati che ho avuto modo di studiare da anni fanno capire che non sono solo le forze di polizia ad occuparsi della criminalità organizzata, ma gli stessi servizi segreti. Se uno va a prendersi le varie relazioni che vengono fatte dal Copasir, per fare degli esempi, o vengono presentate alle commissioni parlamentari, le prende, le legge, poi nel corso dei 2 o 3 anni successivi fa l'analisi dei vari numeri delle inchieste antimafia, si rende conto benissimo, finora è capitato questo, che c'è una certa fluidità tra organi di intelligence, organi giudiziari e organi di polizia giudiziaria essenzialmente, c'è una certa circolarità per cui se nelle relazioni dei servizi segreti si dice che la zona risulta inquinata a livello mafioso di X, poi le inchieste rendono quel numero X, ci si rende conto che c'è una corrispondenza. Certo. Quindi l'Italia da questo punto di vista è abbastanza vaccinata. Il problema è il resto dell'Europa, dove non sempre vi sono gli strumenti giuridici perché l''ndrangheta, la mafia e la camorra non sono mai state percepite come un pericolo. In fondo, in Germania, per rendersi conto di cosa fosse l''ndrangheta calabrese, hanno dovuto aspettare l'estate del 2007, in Duisburg, perché prima l''ndrangheta era quella che andava a legislare i propri quattrini in Germania. Chiarissimo, perfetto. Poi c'è quel bellissimo film di albanese dove c'è il personaggio di Getto la Qualunque che risulta anche illuminante, se vogliamo, da questo punto di vista. Chiaro. Oppure parliamo dell'Olanda. Hanno iniziato ad adottare normative simili a quelle contemplate nel nostro 416 bis, ma perché hanno una paura del diavolo dell'integralismo islamico. Sì, in modo diverso. Perché quello piazza le bombe non investe quattrini. Però il pericolo criminale non è mai stato percepito a dovere nel resto d'Europa. Il problema è questo. Non vorrei che l'esperienza assolutamente eccezionale, poi sono una persona... Dobbiamo chiudere rapidissimo? Dica, chiuda pure, chiuda il discorso che dobbiamo andare in pubblicità. Dico rapidamente, non vorrei che si sviluppasse nel resto d'Europa una giurisprudenza eccessivamente garantista che finirebbe con vanificare gli sforzi fatti dai nostri organi inquirenti. Assolutamente. Semplicemente questo. Intendiamoci, al di fuori del fenomeno mafioso sono piuttosto garantista come persona, come tutti i cittadini comuni. Però in questo caso, visto che il tipo di sfida è politico, non si può rispondere solo in maniera giudiziaria. Ecco tutto. Però sia per l'Italia sia per le vostre zone sono sufficientemente ottimista. Il rischio però qual è? È quello di una meridionalizzazione della politica, anche da voi, laddove come terzo incluso, come convitato di pietra fisso, c'è sempre qualche inquirente in rapporti che invece dovrebbero essere politici. Prima di salutarci, mi piacerebbe spiegare l'origine della parola 'ndrangheta. Lei ha 2 secondi, guardi, perché io devo andare in pubblicità. Mi dica 2 secondi. 5 secondi. Allora, storicamente era nota come onorata società. La parola 'ndrangheta non è regina, ma regina nel senso non di Reggio Emilia, ma di Reggio Calabria. Sì. Questo per spiegare ai nostri telespettatori. Ma il vibonese potrebbe evocare un verso tipico della tarantella, un suono onomatopeico. E però in vibonese si dice 'ndranghita, non 'ndrangheta. Ecco, la tradusse la italianizzò, la macedonizzò un giornalista che poi sarebbe diventato il direttore, il caposervizio, scusa, del TG3 Calabria, ma che all'epoca lavorava per l'Unità, Franco Martelli. Per italianizzare il termine
mantenne quella con la tronca davanti, però la italianizzò in 'Ndrangheta, che era oggettivamente più pronunciabile. Ha inventato un bestseller. Ah, e questo proprio contrariamente da quanto magari si può credere o magari si può trovare scritto in qualche libro. Dottore, io la ringrazio tantissimo del suo contributo, del suo intervento, quindi le salutiamo anche il dottor Grazie a lei Saverio per Paletta, l'ascolto. giornalista, direttore dell'Indigesto con la I lunga, quindi anche un'occasione per vedere di che cosa si occupa, fate tanti approfondimenti e inchieste. Le auguro buon lavoro e voi telespettatori invece lascio alla pubblicità, poi ci rivediamo dopo.